Fleximen sta arrivando, una rivendicazione, la prima quella lasciata dal misterioso giustiziere dei Velox in un foglio bianco rigorosamente incellofanato con la scritta in stampatello maiuscolo colorata di nero. L'ultimo blitz ha abbattuto, segato di netto alla base con un flessibile come d'abitudine, uno dei due rilevatori fissi tarati sui 70 km orari lungo la strada provinciale 46 Brentana a Villa del Conte. Da un anno e mezzo questo Velox e il gemello, ancora attivo a mezzo chilometro di distanza, erano stati installati dalla Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, un'azione improvvisa, spiega Sara Gaiani, da gennaio presidente della federazione. Il numero di sanzioni che veniva erogate era ormai bassissimo e pertanto non ritenevamo che fosse tra quelli killer così definiti dalla cittadinanza. Ci teniamo a condannare questa azione illecita, oltre che ritengo irresponsabile. Un morto e diversi feriti, da qui la decisione di installare il rilevatore lungo la strada provinciale, salutato dai residenti che non riuscivano a immettersi in carreggiata. Non ci nascondiamo dietro a false accuse su un principio di fare cassa. Ricordiamo che il codice della strada prevede esplicitamente che le sanzioni, i proventi di sanzioni vengano utilizzati per sicurezza stradale e quindi per garantire una migliore viabilità ai nostri concittadini. Il numero di sanzioni irrogate peraltro in questi ultimi tempi è particolarmente irrisorio, è evidente che non c'era un principio di fare cassa ma di sicurezza. Sui rilevatori fissi sono in corso valutazioni da parte dei 10 sindaci della federazione. In questo momento non verrà ripristinato, ci riserviamo di fare le opportune valutazioni insieme agli altri colleghi. Al vaglio degli agenti della federazione che hanno informato la procura le immagini registrate dalle telecamere anche dallo stesso rilevatore abbattuto. Una traccia, insomma, Fleximen potrebbe averla lasciata. Nel frattempo a Villa del Conte la voce dell'ultimo blitz si è diffusa in un lampo. Sinceramente, non so se essere contento o essere triste. Lei la fa quella strada? Sì, 3-4 volte a settimana. E 70 all'ora secondo lei è giusto? Sì, 70 all'ora si può accettare. E quello dopo, quella a Poncia che 50 all'ora non va bene. Trovo giusto che ci siano dei Velox su strade, magari più in centro. Quello lì lo trovo un po' superfluo, sinceramente. 70 all'ora è poco, insomma, lì. No, oddio, 70 all'ora diciamo che è giusto. Se la tolleranza fosse 10 km in più, allora sarebbe più accettabile. Invece di 5, 10 sarebbe più tollerabile. Quelli ci vogliono in tanti posti per regolare la velocità, perché sennò in tanti posti sono messi un po' a disagio, dove magari a 70 si potrebbe andare anche a 90. 70 all'ora penso che sia giusto. Ma andare in giro a tagliare autovelox e tanti che lo premiano? Mi astengo, non commento.